quindi quando lei vorrà, professore, io sarò disponibile, diciamo, a spiegare ai ragazzi come nasce questo progetto e come è nato il Museo del Metaverso. Eh sì, questa è una cosa che sarebbe bella, perché sarebbe bello se tu lo spiegassi, Sì, 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 sì. perché Adesso l'altra volta quando venne sarò, un ragazzo, venne uno studente, sì, sì, sì. voleva le sue spiegazioni e io penso che nessuno meglio di te gliele può dare. Certo, sì. Sicuramente. Magari possiamo Adesso appena organizzare un possibile. video con uno degli studenti, Mm, giriamo nel mm. museo e gli spieghiamo le cose. Poi se vorrà anche qualche artista essere presente, sarebbe bello, no? Come no? Lo scrivo così capiscono anche coloro che non parlano l'italiano. Posso provare nel frattempo a recitare la poesia del violinista? Sì, brava. Sì, sì, brava Ecco, Carmen, adesso la sì. inquadro prima Sì, sì. perché c'è un lag che io voglio fare delle riprese video, ma c'è un lag che mi fa andare tutto il contrario, non mi fa neanche mettere le cose nella posizione giusta, incredibile. Ma perché ci sono molte Io provo a texture leggervi la anche. poesia, ve la leggo in napoletano. Allora, la poesia è questa. Ambasciatore violinista, dedicata al violinista Ermanno Pugliani. In effetti questa poesia è tratta da un aneddoto, da un fatterello accaduto realmente. Un amico di Facebook, una persona con la quale, ma proprio raramente, scambiamo qualche parola. È vera questa cosa. Io sapevo che lui era musicista, violinista, bravissimo tra l'altro, e ogni tanto ci scambiavamo i saluti, ma non più di tanto. Poi un giorno mi arriva questo messaggio su Facebook, un messaggio privato e dice: Sai Carmen, domenica verrò a suonare a Napoli con un artista bravissimo che non ricordo bene il nome, comunque è un artista molto conosciuto. Verrò a suonare a Napoli e dedicherò a te il mio violino, questa mia sonata. Quando io, no, quando lessi quelle parole, ma mi emozionai, cioè, un pensiero così gentile che mi arrivava da un musicista della sua levatura, perché una persona che insomma ha studiato anni e anni, poi va in giro per tutto il mondo e comunque io alla fine, a me poi a volte basta una scintilla, proprio una scintilla per scrivere una poesia. E così è nata questa poesia. Fa così. Ambasciatore o violinista. Basciata in napoletano significa il messaggio. Che poi mi hanno detto che non si dice ambasciata ma ammasciata. Quindi con la M non con la B. Vabbè, comunque. Ambasciatore o violinista. Appena è giù sto biglietto. Aspetta, magari me che sto arrivando. O sai che co violini io mi diletto? E a Napoli per te va che suonando. A sti parole mi sono ricreato, che se ne chiude pure a pocudria. E mi è piaciuto tanto sta ambasciata che ampresso si è appicciata la fantasia. Pensando a te, questo strumento in mano, che musicando in mezzo concertina, te vedi che già suonava in me lontana. E dolce arrivo su un istituto. Oh, ma qua ne arrivano parecchi. Ma dove sta tutta questa gente? Che non Dove mi sta vedo? Hai un bel compitino qua, ma tu devi fare tu, certo, pure loro, giustamente. Esatto, esatto. Anzi, io ho sempre detto, questo evento mi colpisce per il gran numero di artisti stranieri. Io non Sì, mi sì. aspettavo questa affluenza di artisti. È come se cioè, noi che ce l'abbiamo certe cose, non le apprezziamo, le apprezzano più quelli di fuori che ci vedono, che ci... Io vedo gente che è appassionata alla cultura napoletana, dico, mamma mia, ma neanche noi napoletani abbiamo questo amore. È Cioè, vero, è è vero. vero che c'è anche chi ci disprezza, però perché magari sente solo le cose dal telegiornale, sente solo, però chi ci conosce bene, chi conosce bene Napoli, le sue realtà, sa che ci sono
tante e tante altre cose positive di cui non si parla mai. certo, D'altronde in tutte le cose è così, non è solo con Napoli. Anche con Second Life fanno così, no? Parlano certo. sempre male degli aspetti, parlano sempre degli aspetti negativi di Second Life, non parlano mai invece di quello che di buono può venire da Second Life. Io posso solo dire che da Second Life io ho avuto molto, ma molto di buono. Poi dipende pure tu come indirizzi le tue attività in Second Life, tutto dipende da noi, no? Certo. Eh, Ah, ecco Second Life è internet, quindi tu internet ma lo puoi certo, utilizzare sicuramente. per migliorare la tua vita e puoi anche utilizzarlo per rovinartela la vita. Certo, Quindi esattamente, è dipende. semplicemente uno Poi anche in Second strumento. Life dipende, diciamo, da chi frequenti, da dove vai, da quello che vuoi fare, insomma, quello che scegli di fare, no? Giusto. Perché c'è chi sceglie Eh di sì. aprire una bisca clandestina e c'è chi invece decide di aprire un museo, di fondare un museo, no? Come no? Hai Ma c'è anche capito? chi va all'università in Second Esatto, Life stando a esatto, casa perché magari non si esatto, può muovere esatto, e si bravo. ritrova con una laurea. Mm. Però questo mi pare che in Italia non succede ancora, però, Beh, però nella Second Life insomma ci italiana. stanno però degli esempi, diciamo, di grande spessore, insomma, ci sono delle cose buone nella Second Life italiana e Ecco, quindi io per esempio l'Accademia di Brera, che è stata, sì, so che l'Accademia di Brera quando ha saputo di questo progetto si è proprio mm. fatta avanti, Certo, perché sì, ci questa ospita. cosa la sai meglio tu di me, No, l'Accademia no? di Brera ospita una tappa del progetto, no? Aspetta che lo Mm. scrivo. Carmen, o scrivi tu ce l'hai il traduttore? O scrivi tu o scrivo io, perché sennò qua, allora, Aspetta, io l'Accademia di ce l'ho però Brera lo tengo, l'ho ospiterà tolto prima una perché... tappa del progetto Art and Poetry. Vedi un po' se Viola